Ecco le macchine schierate oggi in questo incontro di appassionati di Decimo Puzzu. Partiamo da due cavalli Charleston bigrigie, un'altra bellissima due cavalli celeste, molto particolare, fari quadrati, una rarissima Citroen Amisei berlina, molto rara, conservata, una bellissima Citroen Meari bianca e azzurra, un'altra Citroen Meari completamente aperta, bellissimo colore arancione, una bellissima BMW, bellissimo Suzuki molto simpatico, una bellissima Fiat Barchetta rossa fiammante, bellissima, una Triumph Spitfire 1997, Lancia Fulvia colore rosso fiammante, bellissima, impeccabile, Mercedes Compressor, bellissimo colore azzurro, una Lancia Dedra 1008 IE, bellissima, impeccabile, fiammante, due altre bellissima BMW Cabrio, Fiat 1100 103A del 1955, bellissima, un'altra bellissima BMW rossa, BMW 520 targa oro Asi, bellissima, Fiat 600 perfetta, fiammante, Nissan Vanette molto simpatico, molto versatile, abbiamo due bellissime a 112, Ford Sierra targa oro Asi 1989, due bellissime Fiat 500 bellissime, fiammanti, coloratissime, una bellissima Fiat 500 Cabrio molto particolare, molto originale, fiammante come nuova, bellissima, una bellissima Lancia K verde metallizzato, stupenda, bellissima Renault Super 5 blu metallizzato, spettacolare Cadillac sontuosa, bellissima, meravigliosa, macchina spettacolare, modello Eldorado, stupenda, Cristian. abbiamo poi una bellissima Cadillac d'epoca spettacolare, le cromature fiammanti, scintillanti, un pezzo di notevole valore, una macchina assolutamente di primo ordine.
bellissima Alfa 75 Turbo America, meravigliosa, un'auto stupenda. Abbiamo ancora una bellissima Lancia Flavia. Stai commentando? Ti sei fermato per la pianta? Hai detto che ti artisti? Bellissima, facciamo vedere anche gli interni. Abbiamo anche le moto bellissime, scintillanti, presenti oggi qui a San Basilio. Questo bellissimo incontro di appassionati di auto e motoveicoli. Facciamo una bella carrellata di moto, bellissime. Veramente tante, tenute in maniera impeccabile. Abbiamo ancora una bellissima Lancia Fulvia, prima serie, bellissimo colore grigio. Partecipa a questa bellissima iniziativa di appassionati di auto storiche oggi qui al Parco di San Basilio. Allora, il corteo degli autoveicoli sta attraversando Decimo Puzzu, tantissime anche le moto, sia quelle più antiche, qualcuna anche più recente, tanta passione per gli automobilisti, partecipare di questo raduno di auto e motoveicoli, tantissime le auto partecipanti e tanti visitatori e tanti gli amici che hanno voluto seguire gli equipaggi in questo tour. Attraversano le vie del paese con tutto il corteo, sono più di 40 auto e più di 20 moto, tantissimi partecipanti nonostante la giornata molto calda, ma gli appassionati delle auto d'epoca non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Sono passati solo 5 giorni da un Ferragosto molto caldo, però l'entusiasmo e la passione accompagna questi appassionati di auto storiche che seguiamo ormai con Castello Online da diversi mesi. La Citroen Meani ci consente di fare le riprese, è una macchina molto versatile, molto estiva, che ha tantissimi appassionati, molte le ragazze e anche le donne presenti negli equipaggi. Anche la presenza femminile è molto importante e abbiamo visto nei vari appuntamenti con le auto storiche che sono sempre più le ragazze e le signore che si avvicinano a questa bellissima passione. Siamo in pieno centro a Decimo Puzzu. Prosegue il giro degli auto e motoveicoli storici per le vie di Decimo Puzzu. Si stanno toccando varie zone del paese, sia al centro sia alla periferia, per consentire un po' a tutti di vedere questo corteo di queste bellissime auto. Tantissimi appassionati e non che si avvicinano a questa bellissima passione che piace a grandi e a piccini. Giornata molto calda, però vediamo tanto entusiasmo dalle case, i residenti si
riversano sulle strade per poter vedere il corteo delle macchine storiche e delle moto storiche passare. Una giornata diversa per l'abitato di Decimo Puzzu, che vede una concentrazione fortissima di veicoli storici. Ora il corteo farà tappa al parco di San Basilio, leggermente fuori dall'abitato di Decimo Puzzu, dove le auto verranno esposte al pubblico, e poi per tutti i partecipanti è previsto un pranzo all'ombra del parco, degli alberi, dopo una giornata estremamente afosa. È previsto anche l'intrattenimento musicale, DJ set e tanta animazione anche per i più piccoli. E con questa immagine chiudiamo il servizio.